Si riaccendono i riflettori sull'attuazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Nel Veneto c'è una percentuale molto elevata di medici obiettori. La media del 76%, la più elevata d'Italia, dell'80% fra il personale anestesista. Punte di quasi 94% di obiettori si registrano nelle strutture pubbliche di Mestre e Milano. Ma la regione è fanalino di coda anche nei tempi di attesa che decorrono fra il rilascio della certificazione e l'intervento, che vanno oltre le 3 settimane. Peggio della nostra regione, solo la Calabria. Abbiamo dei tempi di attesa molto lunghi e questo anche per il Ministero della Sanità è un segnale di allarme rispetto all'efficienza e alla qualità e all'applicazione della 194. È la CGIL del Veneto a lanciare l'allarme da oltre un anno. A marzo il primo incontro con gli assessori regionali alla sanità Coletto e al sociale Lanzarin. Sono in corso 2 indagini, una sulla sanità e una sui consultori, perché noi abbiamo molto sollecitato che ci sia anche un intervento, un monitoraggio sul funzionamento dei consultori, che sono un pilastro fondamentale in termini di prevenzione e di educazione. La CGIL attende di conoscere l'esito di queste indagini con l'auspicio che non passi troppo tempo, quello stesso tempo che è prezioso nell'iter che porta all'interruzione volontaria di gravidanza. Se vediamo i dati del Veneto, quasi 24 giorni, insomma, vuol dire più di 3 settimane. Biologicamente significano tanto. Sì, è importante. Significa molto sia per la donna ma anche insomma, per l'intervento. Si chiede insomma di evitare quelle lungaggini che si ripercuotono inevitabilmente sul vissuto personale delle donne che decidono di interrompere la gravidanza. Il caso Padova ha balzato agli onori delle cronache di queste settimane per l'archiviazione di un fascicolo aperto d'iniziativa dalla locale procura ha contribuito ad alzare il livello d'attenzione sull'attuazione della 194. E sapevamo che ci sarebbe stata l'archiviazione sia per la prescrizione di reato e sia perché i tempi sono stati rispettati. Ci mancherebbe. E quindi il fatto non è falso, il fatto è vero, ma non ci sono elementi di reato. Questo è importante. Poi apriamo i tavoli, ne abbiamo già discusso, continuiamo a lavorare, perché a noi interesserebbe lavorare invece per tante Giulie, non per una che ha avuto il coraggio di porre l'accento sul suo caso.